Tragedia sul lavoro, giovane operaio muore in un'azienda di San Donà finendo nel tornio dove stava lavorando. Si indaga sulle cause dell'incidente. Il Veneto all'RT più alto d'Italia, siamo preoccupati per gli assembramenti davanti ai grandi magazzini, così il presidente della regione del Veneto Luca Zaia oggi nel consueto punto stampa. Nelle terapie intensive del Veneto muore un paziente Covid su 2, il dato drammatico reso noto dal coordinatore delle terapie intensive Paolo Rosi. No al nuovo inceneritore di Fusina, dopo le migliaia di firme raccolte e manifestazione alla sede della Protezione Civile di Marghera, un tavolo tecnico per i monitoraggi sullo stato di inquinamento dell'ANE. Giorni da record per il Mosa, l'ennesimo stress test, le dighe mobili potrebbero restare alzate per 40 ore consecutive salvando Venezia dall'ondata di maltempo. Denunciato l'autore della rapina del 23 novembre in una tabaccheria di Fossò, si tratta di un 21enne, minacciò il tabaccaio con una pistola giocattolo. L'albero di Piazza San Marco dell'artista Fabrizio Plessi apre le celebrazioni natalizie di Venezia ed accende anche le polemiche, l'installazione considerata troppo moderna per il contesto. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, giovane operaio muore a San Donà di Piave nell'ennesima tragedia sul lavoro che questa volta riguarda un ragazzo di appena 23 anni. Tragedia sul lavoro a San Donà di Piave, dove un giovane operaio, il 23enne Cristian Cuceu, è rimasto ucciso da un macchinario. È successo ieri verso le 22 nell'azienda metalmeccanica V8, azienda storica del veneziano specializzata nelle grandi manutenzioni, revisioni di macchine, motori elettrici e manutenzione di macchinari industriali. Il ragazzo, che lavorava lì da circa 3 anni, stando alle prime ricostruzioni sarebbe rimasto incastrato all'interno di un tornio. I colleghi presenti durante l'accaduto avrebbero subito azionato il dispositivo di blocco e dato l'allarme. Sul posto sono accorsi i medici del SUEM che hanno tentato invano di salvare il giovane rumeno residente con la famiglia a San Donà di Piave e sono partite le indagini di Spisa, le carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il macchinario è stato messo sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria. Un'azienda, dice il sindacato, nell'esprimere il cordoglio alla famiglia molto attenta alla sicurezza e alla specializzazione degli operai. È un po' una tragedia inspiegabile e non riusciamo a capacitarci già noi, immagino l'azienda. Un'azienda qui nel territorio importante, sono una ottantina di dipendenti e un'azienda attenta alla sicurezza, a professionalizzare gli operai. Sentite condoglianze verso la famiglia, assolutamente un ragazzo così giovane non è giusto che parta da casa e che non ritorni più. I dati del Covid ora sono 3.638 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Veneto. A Venezia i nuovi positivi sono 522, continua ad essere pesantissimo il bilancio delle vittime, 78 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Veneto, 7 delle quali in provincia di Venezia. Scende leggermente il numero totale dei ricoverati in area non critica, 2.716, 13 in meno rispetto a ieri, c'è una persona in più ricoverata in terapia intensiva per un totale di 339. L'indice, l'RT del Veneto è il più alto d'Italia, ora l'ha sottolineato il presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. L'affluenza e le grandi masse che si spostano oggi ancora ci portano ad essere la prima regione d'Italia per RT. All'inizio del fine settimana, che con il Ponte dell'Immacolata apre la corsa al Natale, le notizie fornite dal presidente della regione Zaia non sono delle migliori, seppur in calo. L'indice odierno di contagio del Veneto, 1,11, è il più alto d'Italia. Noi siamo fortemente preoccupati perché ci aspettiamo e ci dovremmo aspettare delle curve che comincino a virare. E non si cerchi la giustificazione, prosegue il governatore, nel fatto che il Veneto è sempre rimasto in zona gialla. Il Veneto è in zona gialla perché è virtuoso nei 21 parametri, è in zona gialla perché ha saputo gestire bene la condizione sanitaria, ma oggi la pressione si sente.
Con 3.100 pazienti la condizione si sente. L'appello che Zaia rivolge ai cittadini per l'ennesima volta è quello di evitare gli assembramenti in questi giorni di avvio dello shopping natalizio. Purtroppo noi vediamo che ci sono fiumi umani che si dirigono verso i centri cittadini. Per non parlare delle migliaia di turisti diretti verso le località di montagna nel pieno dell'allerta meteo. E un appello lo devo fare sul fatto della movimentazione in montagna. State fermi, state a casa. Vedere i serpentoni di persone che nonostante l'allerta meteo si dirigono verso la montagna, ci chiediamo che senso ha. È amareggiato Luca Zaia, sottolineando come nonostante tutte le raccomandazioni ci sia la gente in coda che si spintona per entrare nei grandi magazzini. Certo è che se dovessimo ancora metter mano ad ordinanze per continuare ad intervenire sugli assembramenti, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che forse c'è una parte di popolazione che non ha capito quali siano le condizioni nelle quali ci troviamo ad operare. E nelle rianimazioni del Veneto un paziente Covid su 2 perde la vita. È il dato più drammatico tra quelli resi noti oggi dal coordinatore delle terapie intensive, il dottor Paolo Rosi. Da circa una settimana i dati di incidenza del coronavirus in Veneto segnano un'occupazione stabile dei posti in terapia intensiva attorno ai 330-340 posti letto. I nuovi accessi sono circa 20-25 al giorno, a sostituire altrettanti pazienti che escono per guarigione o per decesso. Tutti sono pazienti complessi che richiedono un grande impegno assistenziale. Ma soprattutto, ultimamente in Veneto, la pandemia si sta muovendo su percentuali fisse. Ogni 200 positivi, uno finirà in terapia intensiva. Se oggi abbiamo avuto 3.600 positivi, vuol dire che di queste 3.600 persone, 14 di loro, entro i prossimi 10 giorni, entreranno in terapia intensiva. Così come circa un centinaio verranno ricoverati in ospedale. Di quei 14, quasi 7 moriranno. È vero che metà dei pazienti ha più di 70 anni, ma l'altra metà ne ha di meno. In terapia intensiva ci sono anche quarantenni e la mortalità è alta anche tra i cinquantenni e i sessantenni. Peraltro, la permanenza in terapia intensiva è piuttosto lunga e sfibrante. I pazienti meno gravi restano 15 giorni e quindi escono comunque con una grave debilitazione. Non è che uno fa un soggiorno in terapia intensiva e poi esce bello come il sole. E che quelli che muoiono spesso ci restano 20 giorni in terapia intensiva. I numeri che oramai leggiamo o ascoltiamo quotidianamente non devono mai far dimenticare che su quei letti ci sono delle persone che rischiano di perdere o perderanno la vita. L'unico modo per ridurre questa percentuale di pazienti è ridurre il numero di positivi. Non c'è nessun'altra ricetta, non c'è una cura, fino a che non ci sarà il vaccino non ci sono misure di prevenzione diverse dal evitare la vicinanza e da usare i dispositivi di protezione che tutti conosciamo. Cambiamo ora argomento, no al nuovo inceneritore di Fusina, dopo le migliaia di firme raccolte, manifestazione a Marghera. Hanno manifestato davanti alla sede regionale della Protezione Civile per sostenere che l'emergenza sanitaria a Marghera non è solo il coronavirus, ma anche l'inquinamento. E che Marghera e i dintorni sono già abbastanza inquinati senza il bisogno di azionare il nuovo inceneritore di Fusina, che si annuncia come uno dei più grandi del Veneto. Che genere di rifiuti arriverebbero? Arriverebbero non solamente dalla nostra area di smaltimento, ma anche da tutta la regione. In particolar modo ci preoccupano poi i fanghi industriali, perché contengono i pericolosissimi FAS vicentini. Contro il progetto dell'inceneritore di Fusina sono state raccolte oltre 10.000 firme, più altre 1.000 di genitori e nonni, con la richiesta che vengano effettuati 2 biomonitoraggi che valutino lo stato di inquinamento dell'area. Uno sul latte materno delle mamme che allattano, e quindi il primo alimento che i bambini andranno a ricevere, e l'altro direttamente sulle unghie dei bambini un po' più grandi. Sono dei biomonitoraggi che non hanno un grande costo, sarà molto semplice farlo, abbiamo già trovato i laboratori analisi che li fanno e purtroppo non abbiamo avuto risposta. Sapere qual è la situazione inquinante della zona vorrebbe dire capire se è il caso di aggiungere inquinamento. I rappresentanti dei manifestanti sono stati ricevuti dagli assessori regionali alla salute Emanuela Lanzarini e all'ambiente Giampaolo Bottacin e dal direttore regionale dell'area tutela del territorio Nicola Dell'Acqua. La proposta
proposta di biomonitoraggi sarà oggetto di un tavolo tecnico che si riunirà entro una settimana. Il Mose, ora le paratoie si sono alzate nuovamente, tenendo ancora una volta Venezia all'asciutto. Altra prova superata per il Mose. Nella notte le paratoie si sono alzate rimanendo in funzione fino alle ore 7:07 di questa mattina. Così Venezia è rimasta all'asciutto. A seguire le operazioni per tutta la notte dalla cabina di comando il provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone, che ha comunicato il felice esito del test. Il Mose oggi è una realtà, sta proteggendo la città di Venezia dalle acque alte. Ed è importantissimo che questo sia accaduto, anche se tutti avremmo sperato che fosse arrivato prima questa protezione. Insieme alla protezione efficace si sta sperimentando anche delle diverse modalità di utilizzo, con delle paratoie un po' aperte. Le barriere gialle hanno creato un divario di 54 cm tra l'acqua del mare e quella della laguna. All'ora di pranzo sono tornate a riposo, creando un varco per permettere il transito di alcune navi. Esperimenti importantissimi, come spiega il direttore del Corila, ingegner Pierpaolo Campostrini. Si ottemperano insieme le due necessità, quella di protezione e quella di gestione di una laguna regolata. Accanto a questo si dovranno acquisire anche delle altre informazioni in questa fase e in parte Corila le sta effettivamente raccogliendo. Questo perché la prospettiva di un utilizzo futuro deve essere basata sulla conoscenza, la conoscenza di quello che succede in laguna. Se le condizioni meteo marine lo richiederanno, il Mose entrerà in funzione nuovamente anche in serata e nella giornata di domani, per quello che si può considerare il primo vero stress test del Mose lungo 40 ore. La città è dotata di uno strumento avanzato, flessibile, di protezione. Questo era quello che era stato previsto già negli anni '80 e che oggi si realizza. È una bella cosa di cui noi dobbiamo andare contenti e fieri. Pubblicità, ora linea alla regia, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo con altre notizie di cronaca. Rieccoci in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali La Cronaca. È stato identificato e denunciato dai carabinieri l'autore della rapina messa a segno lo scorso 23 novembre in una tabaccheria di Fossò. Lo aveva minacciato lasciandogli intendere di avere una pistola. Sciarpa sul volto e cappello, il ragazzo si era fatto dare tutto l'incasso della giornata ed era scappato, lasciando Roberto Ravazzolo, il titolare della tabaccheria di Fossò, sotto shock. Pochi ma eterni gli attimi vissuti, aveva raccontato l'indomani della rapina il 24 novembre ai nostri microfoni. Ma ad oggi la novità sul corso delle indagini. Il giovane 21enne responsabile della rapina è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri di Vegonovo. A seguito della perquisizione domiciliare è stata trovata diversa documentazione fiscale, il denaro all'interno del borsello sottratto al tabaccaio e anche alcuni pallini in plastica compatibili con la pistola giocattolo utilizzata per spaventare il malcapitato e immediatamente fatta sparire durante la fuga. A questo punto l'indagato ha ammesso le sue responsabilità e l'amara confessione. Con il denaro sottratto si sarebbe comprato 2 cellulari. È stata inaugurata in piazza San Marco l'installazione di luce dell'artista Fabrizio Plessi, una creazione a forma di albero di Natale che però non piace a molti veneziani che la giudicano troppo contemporanea e non intonata alla piazza. Vediamo. Venezia si accende per il Natale, inaugurate le luminarie tra Piazza San Marco e Rialto, di un Natale digitale nel segno della luce, con un guardare al futuro come omaggio a chi è stato messo in ginocchio o ha perso la vita a causa del Covid. Installazione a forma di albero di Natale, opera dell'artista Fabrizio Plessi, però fa subito discutere. Plessi è uno degli artisti più importanti nella scena mondiale dell'arte contemporanea ed è anche un artista veneziano e il suo è quindi un omaggio alla luce, alla volontà di parlare di innovazione però avendo le radici ben presenti anche nel presente e nel passato. A molti veneziani l'idea non è piaciuta. Non abbiamo più rispetto per le nostre tradizioni, per la nostra storia, per avvenimenti della nostra religione cattolica.
è un'esibizione, una performance, un qualcosa che può trarre vantaggio solo gli autori. Fare questo albero di Natale, per me non è un albero di Natale, è un'installazione in piazzetta San Marco, è da condannare. Nicoletta Grasselli, a nome di un nutrito gruppo di cittadini veneziani, ha scritto anche una lettera al sindaco Brugnaro. Avevamo un albero tradizionale fatto di festoni e luci colorate che magari ci regalassero un po' di più di quel calore che è tipico del Natale, senza contare il fatto che il Natale è dei bimbi. La risposta dell'assessore Venturini è pacata ma netta. Omaggio alla luce sotto le varie forme, quelle più tradizionali delle luminarie classiche che stiamo appunto installando e stiamo accendendo, da quelle anche più dirompenti, più contemporanee come l'albero, e anche un omaggio a tutte le persone che in qualche modo oggi soffrono sul piano sanitario, soffrono sul piano sociale e lavorativo. È tutto, come sempre in chiusura uno sguardo al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Ciclone in azione, il maltempo non molla la presa e ci terrà compagnia anche in questa prima domenica di dicembre. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni fortemente perturbate con precipitazioni diffuse e anche molto forti con quantitativi consistenti. Fenomeni in graduale attenuazione e cessazione in serata, asciutto durante la notte tra domenica e lunedì. Neve copiosa sulle Alpi dai 1000 metri. Vediamo le temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui lo stesso scenario, piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporale, anche qui in miglioramento con il passare delle ore. Temperature minime fino a 9 gradi, massime sui 9-12 all'incirca. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui la giornata risulterà perturbata con piogge dappertutto, sulle Dolomiti deboli nevicate. Temperature minime intorno a 2 gradi, massime fino agli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.